Totò Montaperto oggi qui a Favara nella piazza centrale per presentare ufficialmente la propria candidatura, una candidatura sicuramente importante per una città come Favara nonostante le mille tantissime problematiche che ci sono. Ecco, in molti si chiederanno come mai ha deciso di candidarsi, dottore Montaperto. Io, come ho sottolineato in diverse occasioni, prima di essere un operatore politico e un professionista della sanità, credo di essere un cittadino che vive con grande disagio questo progressivo degrado della nostra società, un paese allo sbando, sporco, in cui non funziona niente, senza una guida autorevole, senza rispetto delle regole, senza nessun controllo. Questo non significa che io sono alla ricerca di responsabilità che tra l'altro sono facilmente individuabili, ma bando le polemiche, dobbiamo tutti sbracciarci, dobbiamo mettere a disposizione della popolazione tutte le nostre energie positive. Credo che questo sia il momento opportuno di servizio alla collettività. Le problematiche in campo sono tante, una per tutte, quella dei rifiuti, l'acqua, insomma un disordine che a Favara ormai da tempo regna incontrastato. Non crede che sia una battaglia un po' difficile questa di portare avanti? Il bilancio anche, ecco una cosa che dimenticavo. Sono estremamente e completamente consapevole delle difficoltà. Io ho tutto da perdere e niente da guadagnare, questo lo dico con estrema serenità. Farò una campagna elettorale molto corretta come nel mio stile, sobria, non alla ricerca di polemiche o altro. C'è bisogno di tutti, c'è bisogno dai cittadini, c'è bisogno di tutta la classe politica, c'è bisogno anche della deputazione. Qua mi appoggiano oltre liste civiche, diverse forze politiche, a cominciare da Diventare Bellissima, l'ex MPA, quindi Giussi Savarino, Di Mauro, l'UDC di Deggio Terrana, i Fratelli d'Italia e l'amico Lillo Pisano, sono tutte delle forze politiche che fanno riferimento al Presidente Musumeci. Bando alle polemiche, c'è bisogno di tutte, la deputazione, le forze politiche devono prendere a cuore le sorti di Favara. Favara ha bisogno di interventi ordinari e straordinari. Quindi non solo una coalizione di centrodestra ma anche liste civiche, io stesso presento una lista civica che è Montaperto per Favara, ma c'è anche una lista Vivi per Favara, Fabaria Nuova, quindi ma la mia candidatura in ogni caso fin dall'inizio è nata aperta a tutte le persone che si vogliono spendere per cercare di migliorare la nostra collettività. Ecco, la sua compagine assessoriale come sarà formata? So che si sta muovendo attraverso la ricerca di personalità importanti nel comune di Favara che hanno dato già parecchio anche nel passato e che possono dare anche molto nel futuro. Noi stiamo lavorando moltissimo sul programma e sulla squadra assessoriale. Fino a quando non completeremo il tutto noi non faremo alcuna anticipazione, perché se non c'è una squadra assessoriale veramente competente e di buona volontà noi non riusciremo a fare alcunché di positivo.